Campionato di Serie A1, Giorgio Pomponi e Luca Maggitti come al solito si accingono a commentarvi le fasi della gara Cordivari-Roseto Montecatini Sporting Club 2000, vale a dire la sfida che vale il terzo posto assoluto nel campionato. Arbitrano Tullio Di Fermo e Pallonetto di Napoli. Vediamo i quintetti. Montecatini schiera numero 4 Jones, numero 5 Baston, numero 7 Turner, numero 9 Sambugaro, numero 12 Nahar. Gilmo con il numero 4 per la Cordivari, numero 10 Attruia, 13 Boni, 15 Guarasci, 20 Foiera. N10 Jan Lockhart, nonostante l'infortunio ha provato prima della partita con grande coraggio e Melillo ha deciso di inserirlo nei 10. In maglia rossa la Cordivari-Roseto, in maglia blu con risvolti bianco e rossi il Montecatini, allenato da Stefano Ranuzzi, figlio di quel Renzo Ranuzzi che qui a Roseto ha vinto il campionato e ha portato Roseto in A2 nella stagione 81-82. Coach della Cordivari ovviamente Phil Melillo. Tutto è pronto, pubblico delle grandi occasioni. Noi cogliamo l'occasione per salutare, come facciamo sempre, gli amici di Montecatini, oltre ovviamente a tutti quelli che ci seguono dalla Toscana e chiaramente i tifosi della Cordivari-Roseto e gli sportivi abruzzesi tutti. Palla 2 tra Masio Baston e Peter Guarasci che si aggiudica la contesa. Dunque primo pallone gestito dalla Cordivari in attacco con George Gilmore, da questi a Steve Attruia, quindi Charlie Foiera inserito nello starting 5, Mario Boni che ha avuto un'accoglienza spettacolare dai suoi tifosi, indimenticabile Mario è stato lo striscione che gli hanno riservato i tifosi di Montecatini. Attruia sbaglia il primo tiro della partita, intanto in avanti c'è Sambugaro, da questi al numero 12 Nahar, quindi Henry Turner sul quale difende Mario Boni. Va in penetrazione Turner, scarica un pallone che termina oltre la linea laterale per la rimessa in zona difensiva della Cordivari-Roseto. Se ne incarica, la esegue Gilmore per Attruia che gli rende il pallone e costruisce questa nuova azione offensiva per la Cordivari-Roseto. 9 minuti e 19 a termine del primo quarto, ancora non si segna qui al Palasalara. Boni prenderà lui il primo tiro della partita, lo ha già fatto per la verità Attruia. Boni lo fa cadendo all'indietro come è nel suo stile, ma sbaglia. Ora Masio Baston riceve a spalle a canestro, su Masio Baston difende Foiera, due finte per far saltare Foiera che gli sporca la traiettoria del pallone, sbaglia Baston la transizione della Cordivari, il fallo di Mike Nahar su Mario Boni. Ci saranno due tiri liberi per Super Mario. Tra l'altro Boni e Nahar sono amici, è stato proprio Boni a consigliare a Montecatini Mike Nahar, che giocava in Grecia e che Boni conosceva bene per avervi giocato contro quando era appunto in Grecia. Boni segna il primo punto della partita e sarà l'unico di questa gara a prendere gli applausi da una parte e dall'altra. Infatti la curva dove hanno preso posto i tifosi di Montecatini ha sottolineato con degli applausi sinceri e convinti i primi due punti di Mario Boni. 2-0 Cordivari, 2-2 per Super Mario dalla lunetta. Charles Jones, vedete, gigioneggia in sede di palleggio, mimando un passo da trottatore. Poi c'è fallo di Attruia, fallo di Attruia sul numero 7 Henry Uzun. Turner è un turco americano a passaporto turco ma ovviamente ha chiare origini americane. Turner che ora va a prendersi il fallo di Boni, primo fallo di Boni che sbaglia il tempo per la stoppata a bocca nella finta di Henry Turner. Primo fallo anche per Mario Boni ed è il secondo fallo di squadra per la Cordivari contro un fallo di Montecatini in lunetta. Henry Turner dunque non si segna ancora dal campo. 8:38 al termine del primo quarto. Turner in lunetta a segno con il primo. Uno su due, il rimbalzo di Foiera che poi resta in equilibrio nonostante una piccola spinta, poi va al tiro ma sbaglia Attruia dall'angolo. 0 su 2 per Steve Attruia.
che non ha iniziato bene. Ora Baston sgomita per prendere posizione, poi deve alzare la parabola per evitare la stoppata, ma gran lavoro di Charlie Foyera fin qui su Masio Baston, autentica sorpresa di questo campionato insieme a Nolan, probabilmente il miglior ala pivot del campionato straniero. Ora l'ottimo assist di Gilmore per Foyera, primi punti dal campo sono di Charlie Foyera, 4-1 Cordivari. Ecco Masio Baston in possesso di palla, vuole l'uno contro uno, gli oppone il petto Guarasci, lo costringe all'errore, poi il rimbalzo di Nahar che va a realizzare il primo canestro dal campo di Montecatini. Dunque Mike Nahar, olandese, firma i primi punti dal campo di Montecatini. Gilmore per Boni, su Boni difende Henry Turner, avrebbe difeso Vanuzzo probabilmente, che manca, bomba straordinaria di Super Mario, di tabella 7-3, tripla di Boni di tabella da 7 metri abbondanti. 5 punti per Super Mario. Sambugaro si alterna con Charles Johnson nel portare palla, gliela ruba Foyera con l'ausilio di Boni. Turner, Gilmore vola via, non riesce l'anticipo di Charles Johnson. Time out Ranuzzi sul 9-3 in favore della Cordivari. Allora Luca, Boni accende la miccia, ma Foyera reattivo come non mai in difesa. Altra palla recuperata dopo 2 stoppate se non sbaglio, e apertura di contropiede da Manuale. Io per Charlie credo di aver letto 2 stoppate, 2 recuperi e un rimbalzo più il canestro in attacco, e se questo è il sostituto di Ian Lockhart, che i compagni ritengono a ragione in difesa un elemento fondamentale, che bella musica per i ragazzi di Melillo. Charlie Foyera ha avuto un impatto assolutamente positivo sulla gara, in difesa se la sta vedendo con il top scorer di Montecatini, Masio Baston. Sta dando veramente un'ottima prova di sé Charlie. Questa è la Roseto che i tifosi vogliono vedere. Montecatini ha iniziato al piccolo trotto, ma ovviamente siamo ai primi fuochi. Anche questa sera Luca, pubblico delle grandi occasioni, forse diviso dalla fede, non certo su Mario Boni. Sì, anche gli amici di Montecatini che sono venuti a trovarci hanno esposto lo striscione indimenticabile Mario, ma sappiamo benissimo che Mario è al di sopra delle tifoserie. Parlando di Montecatini, è la città dove ha scelto di vivere, ne parla benissimo in ogni occasione, la città dove c'è sua moglie, dove c'è il suo piccolo, dove ha tanti amici, e quindi che bello che le 2 regine della provincia, Montecatini e Roseto, si scontrino per il terzo posto, e magari che bello se riescono ad andare in fondo, no? Fino alla fine del campionato. Senz'altro è ripreso il gioco, intanto è presente in tribuna la signora Boni, Arianna e il piccolo di 11 mesi. Ora è un canestro, il primo di Masio Baston, primi 2 punti, 1 su 4 per lui al tiro, 9-5 il punteggio. Gilmore in possesso di palla, da questi a Charlie Foyera, Guarasci, quindi il blocco di Foyera per far uscire Boni da 3 punti, 8 punti di Boni, mamma mia. Dicono che non devo dire più mamma mia, signori, trovatemi voi un termine, apro un forum qui. 8 punti per Boni. La stoppata irregolare di Foyera, che alza la mano per non incorrere negli strali arbitrali. 2 tiri liberi per Mike Nahar, il terzo fallo di squadra per la Cordivari. 2 tiri liberi per Nahar, 6-11 al termine di questo quarto di gioco, 12-5 Cordivari. Primo quarto di gioco, chiedo scusa. Nahar a segno con il primo personale, terzo punto per l'olandesone di coach Ranuzzi. Onore al merito comunque di questa Montecatini, 4 punti per Nahar. Intanto dicevamo onore al merito di questa Montecatini, che ha vinto la battaglia più importante in estate grazie all'intervento di tutti, dei giocatori, anche di Nicolai che non c'è più. Ora lo schiaccione dopo un backdoor straordinario di Gilmore con Guarasci, porta dietro per lo schiaccione di Peter Guarasci. 5,50, fondamentale innescare Guarasci sugli scarichi, lo sa fare come pochi Gilmore. Ora va al tiro da 3 punti Jones, centra la tripla Charles Jones. 14-10. Boni
Fallo tecnico ora a Charles Jones, che fa esplodere il pubblico, si prende gioco del pubblico Charles Jones, e questo lui non può farlo. Un giocatore non può prendersi gioco del pubblico, Luca. Il pubblico può correttamente prendersi gioco di un giocatore perché paga per questo. Il giocatore è pagato per sopportare questo in silenzio. Sì, Charles Jones, il talentuoso da Long Island, newyorkese, quindi Trotterellando, e forse anche questo è un gesto che non piace. sì, io ho visto Charles Jones trotterellare di fronte a Gilmour, sai, lui è di New York e magari questo suo essere metropolitano lo ha portato forse ad eccedere, e poi credo che abbia visto tanta gente, questo per un giocatore adrenalinico importante. Ha fatto il gesto di Batistuta, state zitti, e ha esagerato, via, il tecnico ci sta tutto. Bene, Boni ha realizzato il tiro libero per il fallo tecnico, andando già a quota 9, e poi guardate cosa combina George Gilmour. 17-10, quarto punto di Gilmour. Jones finta il tiro da 3, serve Nahar, ora va al tentativo di schiacciare Nahar, non riesce a schiacciare ma il pallone va dentro lo stesso. 17-12, 6 punti per Mike Nahar. Ora perde palla la Cordivari in attacco, Jones per Sambugaro, alza la parabola, sbaglia il tiro, il rimbalzo è di Turner che va a segno. Terzo punto per Turner. 17-14, guai distrarsi contro questa Montecatini. Boni, probabilmente c'è un fallo su di Nahar. Boni recupera il pallone e va a realizzare, è già in doppia cifra Mario Boni. 19-14, 11 punti di Boni. Era stato di parola Boni, l'emozione dopo la palla 2 non c'è. Ora l'errore di Turner da 3 lascia il fianco a questa nuova opportunità per la Cordivari in avanti. Non c'è transizione, dunque si gioca al limite dei 24 secondi. Gilmour per Boni, su Boni difende Turner, palleggio arresto e assist di Boni per Fogliera, anche assist man Mario Boni. 21-14, nuovamente più 7, quarto punto per Charlie Fogliera. Jones in possesso di palla, Sambugaro, palla dentro per Masio Basson, un fallo fischiato a Guarasci che probabilmente commette l'errore di respirare. Altri sono i falli, non mi sembra che il metro degli arbitri fin qui giustificasse un fischio simile, tant'è, dobbiamo prendere atto sempre di quello che gli arbitri fischiano in campo. 21-14 Luca, 3-23, la partita si accende a tratti e si fa quasi difficoltà a prendere appunti. Sì, partita velocissima. Devo dire che per Roseto ha avuto, confermo, un impatto veramente molto importante Charlie Fogliera, che sulle prime azioni aveva preso in consegna Masio Baston, poi abbiamo visto che è andato Peter Guarasci su Masio Baston. Comunque finora il fenomeno, perché è di un vero fenomeno che si parla, ha collezionato 1 su 4 al tiro, e quindi credo che sia stato tutto sommato ben controllato, fra l'altro senza un eccessivo dispendio di falli, mi pare di capire, da parte della Cordivari Roseto. D'altra parte Montecatini sta manovrando, forse, ripeto, ma questa è una considerazione che esula dall'ambito tecnico, Charles Jones non dovrebbe fare l'errore, perché poi il pubblico rosetano va a nozze con un atleta che tende a gigioneggiare e magari verrà beccato per tutta la partita. Questo ovviamente ragionando con la testa di coach Ranuzzi, lo ripetiamo, figlio d'arte, suo padre ha mandato Roseto nell'81-82 in Serie A2, quindi giù il cappello alla famiglia Ranuzzi. Giù il cappello, l'abbiamo detto prima, lo ribadiamo, a Montecatini, che in estate ha vinto sicuramente la battaglia più importante, ed è un piacere vederla nei quartieri alti della classifica, così come ovviamente è un piacere vedere anche la Cordivari. Lì sono le due città più piccole del campionato, Roseto d'Abruzzo e Montecatini Terme. Ora ruba palla Guarasci, Boni si arresta, va al tiro da 2, dicono gli arbitri, sbaglia comunque Mario Boni. Il recupero di Charles Jones, Nahar palleggia bene, scarica in angolo per Turner, cerca di servire Baston, ma Gilmour, anzi Atruia, una freccia. 19 secondi per andare al tiro, 3 minuti e 5 al termine di questo primo quarto di gioco. 21 Cordivari, 14 Montecatini. Sambugaro
effettua la rimessa per Turner, arresto tiro di Turner in splendida esecuzione, 5 punti per lui, 21-16. Fa difficoltà in difesa Turner su Boni, ma in attacco sicuramente è un giocatore che può dare molto a Montecatini. Gilmour si arresta, va al tiro da 3, lunga la sua conclusione, il rimbalzo è conteso tra Nahar e Guarashi, termina nelle mani di Montecatini. Sambugaro, terribile tiratore da 3, questa volta sbaglia Marco Sambugaro. Gilmour penetra, scarica per Attruia, chiede palla a Fogliera, non la riceve, la congela Steve Attruia. 21-16, 2:24 al termine del primo quarto. Si prepara Jeff Kyle Shepard ad entrare sul parquet. Gilmour per Fogliera, bisogna andare al tiro, lo fa Fogliera dall'arco dei 6,25, non va, poi recupera il rimbalzo lungo Charles Jones. 2 minuti, si resta sul 21-16. Turner, molto bravo Guarashi nell'aiutare il compagno a chiudere la linea di fondo a Turner. Sambugaro va in penetrazione, non trova l'aiuto e va a realizzare i primi 2 punti. 21-18, primi 2 punti per Marco Sambugaro. Boni subisce fallo, Mario Boni dal numero 12 Nahar. È il momento di Shepard al posto di Attruia. L'abbraccio tra Attruia e Shepard è molto bello. In settimana abbiamo visto Shepard, e lo diciamo perché la persona va al di sopra di tutto. Abbiamo visto un po' abbacchiato il giocatore Shepard, sicuramente tutta questa confusione attorno al suo nome non ha giovato a un giocatore schivo, timido, è un ragazzo schivo e timido che ha risentito della cosa. E siamo contenti di questo abbraccio di Attruia. 2-2 per Boni, 13 punti in 9 minuti per Super Mario, più 5 per la Cordivari, 23-18. Charles Jones sul quale difende Gilmour, pallone per Turner, gioca spesso spalle a canestro Turner mentre sale Nahar, vedete, ottimo movimento di Turner, 7 punti per lui, gran movimento. 23-20. Shepard cambia mano in aria, poi sbaglia. Si resta sul 23-20. Baston vuole schiacciare, non trova la schiacciata, trova il fallo di Guarashi. Si rammarica Shepard per l'errore dell'azione precedente. Secondo fallo per Peter Guarashi. Entra Flavio Carrera ora nel Montecatini. Cambio anche nella Cordivari, esce Peter Guarashi ed entra Gerben Van Dorp, esce Mike Nahar ed entra Flavio Carrera. E credo che Phil Melillo abbia subito dato minuti a Van Dorp, adesso che c'è Flavio Carrera, che diciamo, senza offesa per il Flavione nazionale, è meno pericoloso, almeno per i conti che ha fatto Phil Melillo, di Mike Nahar. Sbaglia il primo tiro libero intanto Baston. 2 punti fin qui, tenuto molto bene prima da Fogliera e poi da Guarashi. Masio Baston, una gabbia preparata da coach Melillo per lui. 0-2, poi Fogliera toglie letteralmente via dal canestro la sfera. Ultimo minuto di gioco, 23-20, Cordivari che è in attacco. Shepard chiede un blocco che non c'è, finta il tiro, fa saltare Sambugaro, passi in partenza di Shepard. Charles Jones, 45 secondi. Serve un assist per Baston che va a portare giù il canestro. 23-22, quarto punto per Baston. Servito come rimorchio, Baston ha sbracciato in maniera terrificante, grande schiacciata la sua. 23-22, 20 secondi al termine del primo quarto. Boni si arresta, va al tiro, corta la sua conclusione. Turner conquista il rimbalzo, poi perde palla, fa Carrera, servito come rimorchio. 9 secondi per andare al tiro, c'è tutto il tempo per costruire questa azione. Shepard, Boni, 3 secondi, bisogna andare al tiro, lo fa Super Mario, non va. Dice che
gli hanno spostato il braccio nel tentativo di tiro Super Mario. Di questo parere non sono gli arbitri. Si chiude il primo tempo sul 23-22 con la Cordivari che ha avuto un massimo vantaggio di 7 punti nella gara. Forse Luca da quel +7 ha segnato appena 2 punti dalla lunetta alla Cordivari, vuol dire che negli ultimi 4 minuti non ha segnato dal campo. Sì, Cordivari confusa negli ultimi minuti. Io ti do il riepilogo: per la Cordivari hanno segnato 4 punti Gilmour, 13 Boni, 2 Guarasci e 4 Fogliera. Per Montecatini 3 Charles Jones. 4 punti invece ha messo a segno Masio Baston, 7 per Henry Turner, 2 punti per Sambugaro e 6 punti per Mike Nahar. Dicevamo che dal +7 del 7° minuto la Cordivari ha segnato l'ultimo canestro, quello del 19-14 dal campo. Parliamo con Boni, poi con Fogliera, quello del 21-14, e ultimi 3 minuti con 2 soli punti per la formazione di Melillo, peraltro ottenuti dalla lunetta grazie al solito Mario Boni, che fin qui ha cifre comunque ragguardevoli come di consueto. È il miglior realizzatore con 13 punti, a 2 su 3 dall'arco dei 6-25, a 1 su 4 da 2 e 5 su 5 dalla lunetta, avendo trasformato anche il tiro libero per il fallo tecnico combinato a Charles Jones. 23-22, forse poteva esserci un margine superiore a favore della Cordivari Roseto, ma va detto che questo è lo scontro tra le terze, per usare un termine pugilistico, è un po' il fuori secondi alle spalle di Bologna, che fa storia a sé, intesa come città, nella sua sfida infinita tra Paf e Kinder, che corre il rischio di diventare alla lunga anche stucchevole, perché si aspetta l'atto finale e tutti danno per scontato che questo sia tra Kinder e Paf Bologna. Dicevamo, c'è un campionato nel campionato, è quello appunto di tutte le altre, che vede protagoniste su tutti la Cordivari e Montecatini, che questa sera si giocano il terzo posto. Le squadre sono in campo per il secondo quarto di gioco. Restano sul parquet per la Cordivari sia Shepard che Van Dorp, insieme a Fogliera, Gilmour e Boni, dunque 2 quinti del quintetto cambiati da Melillo. Ora La Bella, appena entrato in campo, sbaglia, ma il rimbalzo lungo è governato da Carrera, che serve Turner. Molto buono l'apporto di Turner, vedete, ha ottimi movimenti, e ancora la schiacciata di Masio Baston. Occhio a far volare così in alto Masio Baston. 6 punti per lui, il primo sorpasso della gara di Montecatini. 23-24, fallo ora fischiato al numero 7 Turner da Tullio Di Fermo. Il primo fallo per Henry Uzun Turner. Boni si incarica della rimessa dalla linea di fondo, servito Van Dorp che gli rende il pallone. C'è ancora il fallo della difesa di Montecatini di Carrera, maestro nel prendere questo tipo di sfondamenti. Lui è già in volo mentre il giocatore fa cenno di avvicinarsi, quindi figuriamoci quando poi il giocatore è nei pressi. Questa volta gli arbitri non cadono nel tranello di Carrera, che atletico non lo è mai stato. Adesso forse ha perso anche un po' di, anzi sicuramente ha perso un po' di smalto, fa meno bene quel movimento difensivo che è stata un po' la sua forza negli aiuti sul pick and roll quando era la Virtus Bologna. Ora Shepard, serve Fogliera in posizione di post alto, Fogliera fa un bel movimento, brutta la conclusione. In avanti c'è Montecatini, La Bella per Carrera, il gancetto di Carrera, l'errore, il fallo fischiato lo stesso Carrera. Rimessa in zona difensiva per la Cordivari. Van Dorp per Gilmour, sul quale difende ora tutto campo Ferdinando La Bella. 23-24 più 1 Montecatini. Shepard si adatta ora a portare palla, esce da un blocco, Gilmour non riceve Van Dorp, gioca a 2 con Gilmour, non c'è spazio per la penetrazione, allora torna indietro Gilmour, va al tiro da 3 punti, corta la sua conclusione, il fallo in attacco questa volta giusto è di Shepard. Primo fallo per Jeff Shepard. 23-24, continua comunque l'astinenza della Cordivari, che si prolunga ormai da 5 minuti che non segna dal campo la formazione di Phil Melillo. Si prepara Trui a tornare sul parquet. Charles Jones per Baston, da questi a La Bella, pallone per Turner, il fallo è di Mario Boni, secondo fallo per Boni.
Esce George Gilmore ed entra Stefano Attruia nella Cordivari. 2 falli per Boni. Giorgio, è un momento credo delicato per il Roseto, perché adesso Melillo non può togliere Shepard pena il demotivarlo in maniera pesante, e quindi deve rischiare dando minuti a Shepard, che non sta ovviamente convincendo, ma deve sciogliersi, e questa invece è un bello spot per il basket. Giù il cappello a Masio Baston. E infatti riscuote gli applausi di tutto lo sportivissimo pubblico del Palasalara questo alley-oop stellare di Masio Baston. Per un attimo torniamo ai tempi di Albertone Bardit, quando faceva lui di queste cose. Ora l'errore di Boni, terzo errore consecutivo di Boni, poi il canestro buono di Charles Jones, quinto punto per Jones, e c'è un'emorragia per la Cordivari. Ora 23-28, vola a più 5, parziale di 6-0 e andando avanti parziale di 10-0 complessivo per Montecatini. Il tiro sbagliato di Shepard, che riconquista però il pallone, serve Guarasci ma sbaglia anche Boni, sbagliano un po' tutti in casa della Cordivari. Ora la bella, Jones riesce a ritardare il contropiede Shepard, poi passa su un blocco Jones, serve Baston, passi di Baston, ma deve ritrovarsi la Cordivari. Ed è ora Melillo che ricorre a Pace Mannion e sostituisce Jeff Shepard. Non un buon impatto sulla gara di Jeff Shepard. 2 tiri sbagliati, un pallone perso, un fallo in attacco, insomma non lo Shepard che tutti sognano è riaprire le danze per la Cordivari. Si pensa come al solito a Mario Boni, tripla per Super Mario, 16 punti, e interrompe un parziale preoccupante. Ora fallo fischiato a Peter Guarasci, credo sia il terzo fallo di Guarasci. Terzo fallo di Guarasci che costringe Melillo a rimettere Fogliera in campo. Rimessa in zona di attacco già effettuata da Montecatini. Turner si arresta, va al tiro, corta la sua conclusione, rimbalzo di Mannion, l'apertura del contropiede per Boni che non può arrivare su un pallone lunghissimo, chiede scusa Mannion. Rientra intanto Sambugaro nel Montecatini, esce Masio Baston. Adesso credo che Uzun Turner da Fullerton, California, giocherà 4. Per lui 8 rimbalzi per gara in questa stagione, ottimo anche vicino alle planche, oltre che uomo da punti, da 18 punti a partita lo scorso anno, All-Star Game con la squadra greca del Marussi. Ed ora Sambugaro fa vedere qual è la sua specialità. Quinto punto, tripla dall'arco dei 6-25, 26-31. Torna a più 5 ora Montecatini. Boni, su Boni difende Sambugaro, va al tiro da 2, sbaglia Boni. La Bella penetra e scarica su Jones, va al tiro Jones da molto lontano, sbaglia, il rimbalzo è di Boni. Non fasi altamente spettacolari. Ora Boni prova a infilarsi tra 2 persone, il fallo è di Turner ed ora c'è time out richiesto da Phil Melillo, il secondo fallo di Turner, time out di Melillo. Fasi di gioco, Luca, non esaltanti. La Cordivari che ha beccato a cavallo tra gli ultimi 3 minuti e i primi 3 minuti del primo e secondo quarto un parziale di 10-0, poi Boni ha un po' tolto le castagne dal fuoco tirando fuori dal cilindro una tripla. Gli ha risposto Sambugaro, si soffre, e forse lo si sapeva. Sì, anche perché Montecatini è squadra molto buona, ricordiamo che finora non è da valutare senza Vannuzzo, fra l'altro che addirittura non parte in quintetto ma prende più minuti di Mike Nahar. Montecatini è in campo con Flavione Carrera,
senza i suoi due lunghi titolari e con Turner a dare una mano sotto canestro. Quindi una squadra quadrata, una squadra in grado di far quadrare i conti con quello che passa il convento, ha 5 buoni giocatori e 2 discrete personalità che partono dalla panchina, e comunque sta dimostrando coach Ranuzzi di interpretare al meglio la partita, soprattutto in chiave anti-Roseto, ovvero spegnendo gli ardori di Boni e compagni e guidando la sua onesta partita ad un livello che adesso, fra virgolette, anche in chiave futura, fa paura visto l'asfittico attacco rosetano degli ultimi minuti. Si riprende con questa rimessa per il fallo di Turner in zona di attacco per la Cordivari, pallone gestito da Gilmore, la deviazione di Labella non fa pervenire la sfera nelle mani di Attruia, ancora 20 secondi per chiudere questa azione di tiro per la Cordivari, 5 minuti e 42 al termine di questo secondo quarto, dunque a riposo. 26-31 interviene il pubblico del Palasalara inneggiando alla Cordivari. Gilmore in angolo per Maignan, su Maignan difende Sambugaro, chiede il blocco Maignan, il gioco a due con Fogliera, passi di Fogliera. E infrazione di passi di Fogliera. Si prepara Mike Nahar a tornare sul parquet per Montecatini. Charles Jones da questi alla Bella, esce da un blocco e riceve Sambugaro, gli corre dietro Attruia. Turner trova la linea di fondo, scarica per Carrera che va a realizzare primi 2 punti anche per Flavio Carrera, ed ora soffre la Cordivari, -7, palla persa anche. Montecatini, sostituzione, rientra Nahar, esce Wilson Turner. In attacco c'è Montecatini con Labella, palla dentro da Sambugaro per Carrera, ancora il gancio di Carrera, non va, il rimbalzo di Van Dorp, poi con le buone e con le cattive lo strappa via gli avversari. Maignan per Attruia, da questi a Van Dorp, 4:35, deve avere pazienza il pubblico, chiedeva a Maignan nel tiro in transizione da 3 punti, poi magari se avesse sbagliato veniva giù il palazzetto. Non è mai facile fare la scelta giusta in campo, sicuramente più facile per tutti, anche per noi, farlo in tribuna. Fallo di Nahar ora, e credo sia il terzo fallo di Nahar, e torna in campo Baston. Terzo fallo di Nahar. Quattro minuti e 21, Fogliera in lunetta con 2 tiri liberi. Resta in campo invece Nahar, esce Carrera ed entra Baston. 4 minuti e 21, 26-33. Sbaglia il primo tiro libero Fogliera. E sbaglia anche il secondo, 0 su 2 di Fogliera. Si resta sul 26-33, si soffre da morire. Ora c'è palla persa dalla Cordivari, che può effettuare la rimessa. Carrera si è seduto già di nuovo sul cubo dei cambi, uscirà dunque Nahar che ha 3 falli, non vuole rischiare il suo quarto fallo. Ranuzzi dovrebbe far qualcosa invece per far giocare magari Van Dorp, spalle a canestro la Cordivari. Attruia che fin qui non è in partita in quanto a tiro, sbaglia il terzo tiro della gara. 3:58, la Cordivari non segna e Montecatini ha una nuova opportunità. Nahar prende il tiro dal post alto, praticamente lo sbaglia Nahar, il rimbalzo è di Fogliera. Primo errore dal campo per Mike Nahar. Gilmore è pronto Lockhart ad entrare sul parquet, va detto che Lockhart con un atto di coraggio mica da ridere, ed ora Van Dorp indovina la tripla di Gerben Van Dorp, 29-33. Tripla di Gerben Van Dorp, lungo atipico, 2,8 m, che sa giocare molto bene anche dall'arco, soprattutto in virtù di una mano educatissima. Dicevamo Lockhart atto di coraggio, nonostante uno stiramento al collaterale. Ora il fallo di Van Dorp su Nahar. Ha voluto essere della partita, ha provato prima ed ora addirittura mette piede in campo con una vistosa protezione al ginocchio sinistro che si è infortunato a Pesaro. Esce Fogliera ed entra Jan Lockhart.
2 tiri liberi per Nahar, qualora li realizzasse tutti e due. A segno con il primo Nahar, 7° punto per lui. Due su 2, 8 punti e va in panchina Nahar, sostituito da Flavio Carrera. 3 falli anche per Nahar. Meno 6 Cordivari, Attruia in possesso di palla, ha spazio per tentare il tiro da 3, ancora una volta non va, poi l'ultimo tocco mi era sembrato fosse di Baston, ha visto sicuramente meglio il signor Tullio Di Fermo, che invece assegna la rimessa a Montecatini. 2,55, 29 Cordivari che difende, 35 Montecatini che attacca. Baston va in penetrazione, va ancora a cercare la schiacciata, trova invece il fallo di Van Dorp. Pronto Mario Boni a tornare sul parquet. Baston in lunetta, non ha una gran mano dalla linea della carità. Sbaglia il primo. Resta a quota 8 Masio Baston. Poi con un pizzico di fortuna va a segno con il secondo tiro libero. 9 punti per Masio Baston, 29-36, ancora meno 7 la Cordivari. Cordivari che ha segnato appena 6 punti in 8 minuti in questo secondo quarto di gioco. Perde ancora un pallone, Charles Jones in attacco. Da questi a Baston, finta il tiro per 2 volte, poi cerca l'1 contro 1, si arresta, va al tiro, corta la sua conclusione, il rimbalzo è di Magnon. Gilmore poi trova un varco, sbaglia il rimbalzo di Van Dorp. Incredibile confusione, Van Dorp lascia quasi il pallone pensando avesse conquistato un compagno. Il risultato è che lo danno i giocatori della Cordivari e Montecatini, che ora rendono l'omaggio perdendo questo pallone con il numero 4 Charles Jones. Rientra Boni ed esce Pace Magnon nella Cordivari. 2 minuti e 6 secondi. Non è in questo secondo quarto la gara spettacolare, è sicuramente più godibile che le squadre hanno offerto nel primo quarto. Meno 7, una Cordivari in grandissima difficoltà, soprattutto in attacco, capace di segnare, si fa per dire capace, appena 6 punti in 9 minuti. Boni, serve un buon pallone per Lockhart che sbaglia il tap-in di Van Dorp. Tap-in di Van Dorp, 31-36, quinto punto per il belga Gerben Van Dorp. Sambugaro per Carrera, su Carrera difende Van Dorp, scarica fuori per una pietrata di Baston nel vero senso della parola. Poi Attruia, canestro buono e tiro libero aggiuntivo per Stefano Attruia, primi 2 punti per lui. Primo fallo per la Bella. E pensate che la Cordivari, Luca, a volte no, gli scherzi di una partita di basket, che noi diciamo sempre è una gara che ti regala un'emozione al secondo probabilmente. Cordivari che segna 6 punti in 8 minuti ed ora ne ha segnati già 4 in 10 secondi. Sì, ma nella, fra virgolette, con grande sorriso, nella tragedia di una Cordivari così asfittica, succede che Montecatini non riesce ad allungare. Masio Baston ha fatto vedere un paio di numeri che giustificano il suo blasone, ma con questa Cordivari Montecatini non allunga, e forse questa per Roseto una buona notizia. E quindi 2 fiammate, il pubblico che si comincia a riscaldare e si è di nuovo in gara a +3 Montecatini. Non so se sei d'accordo, Luca, a proposito di Baston, che ripetiamo a mio parere con Nolan è in lizza per fin qui la miglior rivelazione nei centri stranieri del campionato. È uno che se si allontana 1,5 metri 2 dal canestro diventa un giocatore normale. Sì, se così fosse, cioè, scusami, se fosse il contrario molto probabilmente calcherebbe i parquet dell'NBA. Bene, in lunetta Steve Attruia, 33-36, parziale importante per la Cordivari, 4-0 e possibilità di accorciare ancora, andare a -2 con Attruia che è in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Attruia che ha
fin qui spadellato, ora va a segno 34-36, gioco da 3 per Stefano Atruia dopo 4 errori consecutivi dal campo. Ed ora è pandemonio al Pala Salara, come spesso capita quando la Cordivari dà segnali di riscossa. Vedete Lockhart sporca il pallone e lo recupera Jan Lockhart con uno stiramento al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Non chiacchiere, è distintivo, signori. Vuole guadagnarsi la pagnotta, non sarà probabilmente il miglior centro del campionato, non segnerà 20 punti a gara, ma cuore ne ha e lo ha dimostrato questa sera. Boni da 3 punti, la tripla di Mario Boni per il sorpasso, addirittura la tripla di Boni, anzi da 2 dicono gli arbitri. Da 2 dicono gli arbitri. La Bella fa saltare Atruia, va al tiro, lo sbaglio, il rimbalzo di Boni. La Bella ha sbagliato da 3 punti, ora in attacco c'è la Cordivari, 36 pari con Boni, 18 punti fin qui, miglior realizzatore, ora in possesso di palla, cerca la penetrazione, perde palla, perde la maniglia del pallone e Jones va a confezionare il nuovo sorpasso. 7 punti per Jones, 13 secondi alla fine, 36-38 e va a pareggiare a fil di sirena Gilmore. A fil di sirena Gilmore rinchioda il parziale sul 38-38, restano 4 secondi da giocare. Per Gilmore ci sono 6 punti fin qui, 3 su 6 dal campo, 0 su 2 da 3, 3 su 4 da 2 e il tiro a fil di sirena scoccato da Jones non va a buon fine. Dunque termina il primo tempo, inteso come primi 2 quarti di gioco, sul 38-38. Luca, per come si era messa prima del riepilogo, per come si era messa, va bene così? Sicuramente va bene così, hai detto bene tu prima, quello che non è riuscito a fare in 8 minuti, Roseto l'ha fatto in pochi minuti di fiammata d'orgoglio. Ovviamente guardando alla totalità della partita ci sarà bisogno di molta più attenzione per la Cordivari, mentre Montecatini ha dimostrato e molto probabilmente ricalcherà questo adagio, ha dimostrato di potersela giocare con tutti anche senza una pedina importante come Vannuzzo, ma avendo una squadra molto intelligente, molto versatile. Abbiamo visto Turner giocare bene sia 3 che 4, insomma buone notizie per gli amici sportivi di Montecatini. Io ti do il riepilogo: per Roseto hanno segnato 6 punti Gilmore, 5 punti Van Dorp, 3 punti Atruia, 18 punti Boni, 2 punti Guarasci e 4 punti Fogliera. Per Montecatini 7 Jones, 9 Baston, 7 Turner, 5 Sambugaro, 8 Nahar e 2 Carrera. Bene, tutto per il primo tempo, andiamo anche noi a prendere il tè. Risultato finale dei primi 20 minuti di gioco qui al Pala Salara: Cordivari Roseto 38, Montecatini Sporting Club 2038. Allora adesso andiamo con ad un valoroso che c'è da pagare, posso dire I giocatori secondo me stanno ancora chiusi da dentro. Aggiungerò il Narghis. Quel signore Squadra in campo per i secondi 20 minuti, si inizia il terzo quarto sul 38-38. Nel quintetto della Cordivari ci sono Gilmore, Atruia, Boni, Lockhart e Fogliera. Montecatini risponde con Jones, Sambugaro, Turner, Carrera e Baston. Primo pallone del terzo quarto gestito da Montecatini. Ricordiamo anche gli arbitri: Tullio Di Fermo e pallonetto di Napoli. 38-38 il punteggio. Carrera per Turner, Baston sul quale ora va a lavorare duro, vedete, difetto. Lockhart gli concede un tiro difficilissimo ad alta percentuale di errore, così Baston sbaglia. Recuperata la palla dalla Cordivari. Gilmore attende il piazzamento di compagni e della difesa avversario, sempre a uomo entrambe le squadre. L'uno contro uno di Boni, gli chiude bene il primo passo Turner. Avrei detto soffrisse di più il primo passo di Boni, così non è stato. Lockhart deve tirare, lo fa Lockhart, niente.
lo fa, chiedo scusa, Gilmour, canestro non valido. Pallonetto, ha guardato il tavolo ha fatto segno che non è valido il canestro di Gilmour a fil di sirena, anzi a questo punto al di là della sirena. Jones viene spinto via Baston da Lockhart, fallo sanzionato a Jan Lockhart, è il suo primo fallo. Rimessa in zona di attacco dalla linea di fondo per Montecatini con Sambugaro. È andato via il primo minuto di gioco, si resta sul 38 pari, l'errore di Henry Turner. Gilmour non va al tiro, beccandosi qualche mugugno dal pubblico del Pallasalara che è super impulsivo. Ora Foyera va a sbagliare un comodo tiro da sotto, ma Lockhart conquista il rimbalzo e va a realizzare primi 2 punti per Jan Lockhart. Sorpasso Cordivari, 40-38. Carrera, Sambugaro sul quale difende bene Atruia, vuole l'1 contro 1, Baston va a sbattere contro Foyera ma realizza 11 punti per Masio Baston, nuova parità 40-40. Foyera per Atruia, assegno Steve Atruia, 5 punti per lui, 42-40. Dopo un inizio difficile Atruia ora si è sbloccato. Carrera, Jones, fallo di Lockhart ora. Sicuramente accentua il contatto Masio Baston. Secondo fallo per Lockhart. Rimessa in zona di attacco Montecatini, 7:40 al termine del terzo quarto, 42 Cordivari, 40 Montecatini. Turner, un assist per Carrera, si tuffa ma la palla tocca la linea di fondo, rimessa affidata alla Cordivari Roseto. Si asciuga il parquet, rimessa che sarà eseguita da Lockhart per Gilmour. Gioco che riprende, 7 minuti e mezzo, 42 Cordivari Roseto, 40 Montecatini. Boni si alza, va al tiro da 3, prende la stoppata Boni di Turner, di Masio Baston, che poi va a realizzare il 13° punto personale, a impattare nuovamente. 42-42. Baston sale a quota 13. Foyera, Atruia, cerca di uscire da un blocco, riceve Gilmour, sul quale difende Charles Jones, passa sul pick and roll di Foyera. Gilmour poi passa indietro, va al tiro, viene un po' stoppato. Il fallo di Masio Baston su Foyera che aveva conquistato il rimbalzo. Primo fallo per Masio Baston. Lo darò il coro per Charlie Foyera, mio amico Charlie Foyera, inneggiato, intonato dalla curva nord. Atruia brucia Sambugaro, fa saltare 2 persone, serve Foyera, passi di Foyera. Sei minuti e 44, 42 pari, palla Montecatini con Charles Jones. Partita dura, è lo scontro tra le terze della classe. Baston serve in angolo per l'entrata di Turner, la stoppata di Foyera, recupera palla la Cordivari con Gilmour, l'accelerazione di Gilmour, il canestro è buono e il fallo è del numero 4 Charles Jones. 8° punto di Gilmour che andrà in lunetta con il tiro libero aggiuntivo e il secondo fallo di Jones. Gilmour ha cominciato benissimo la gara, poi è calato come un po' tutta la squadra nel secondo quarto di gioco, contribuendo un po' allo stato confusionale
della formazione di Melillo. Nono punto ora per Gilmour, 45-42, che ha cominciato bene questo terzo quarto di gioco. 45-42, in attacco c'è Montecatini con Sambugaro, da questi a Carrera, l'entrata di Carrera che va a realizzare appoggiando al vetro, molto bello il canestro di Carrera, quarto punto per lui, 45-44. Foiera per Gilmour, 5-59 al termine del terzo quarto. Gilmour per Lockhart, da questi a Boni, alza la parabola, va il tiro da tre Boni, lo sbaglia, rimbalzo di Lockhart che subisce fallo. Applausi convintissimi all'indirizzo di Jan Lockhart. Esce Foiera ora ed entra Peter Guarasci. Boni effettua dalla rimessa per Guarasci, da questi a Gilmour, 45-44, più uno Cordivari e palla in mano a 5-40 dal termine del terzo quarto. A Truia, Gilmour va al tiro da 7 metri, Gilmour da 7 metri, 12° punto per Gilmour, 48-44, 6 punti di Gilmour in questo terzo quarto. Turner vuole l'aiuto sulla linea di fondo, eventualmente Melillo. Turner batte Boni e va a realizzare. Nono punto per Henry Uzun. Turner, 48-46, è sempre lì Montecatini. Boni da 3 ci prova e centra la tripla, 21 punti e quarta tripla su 5 tentativi, su 6 tentativi per Super Mario. 51-46 più 5. Turner va al tiro forzando, corta la sua conclusione, il rimbalzo è sempre di Turner che sbaglia, il fallo è di Boni. Terzo fallo per Mario Boni. Terzo fallo personale. Rientra Nahar, esce Carrera del Montecatini. Terzo fallo di Boni. Vediamo che dalla panchina della Cordivari per un attimo si è alzato Shepard, poi rispedito in panchina da Melillo e dal DS Betti. 2 tiri liberi per Turner, sbaglia il primo. 1 su 3 per Turner dalla lunetta. Si resta sul 51-46. A segno con il secondo, 10° punto per Turner. Lockhart per Guarasci, da questi a Gilmour, a Truia in continuità, prende il pallone, rischia di perderlo, poi pasticcia con un compagno, la rimessa tuttavia è della Cordivari che avrà solo 10 secondi da spendere in questa azione offensiva. L'ultimo tocco è stato di Jones a detta di Tullio e Pallonetto. L'accelerazione di Gilmour che va a prendersi però la stoppata di Turner e poi il canestro di Lockhart è buono. Quarto punto per Jan Lockhart. Applausi convinti all'indirizzo di Jan Lockhart. Noi siamo i primi a farli. Giù il cappello davanti al cuore e al coraggio di questo americano. Ora la Cordivari recupera un altro pallone. Time out richiesto da Stefano Ranuzzi. Luca, io dico una cosa, che questa sera va tolto il cappello e va fatto una standing ovation a Jan Lockhart. Sì, lui ha provato nonostante abbia una distrazione al collaterale interno. Ricordiamo lo scorso anno qui in queste terre Abdul Fox con una distrazione al collaterale esterno, gioco del tutore. Ci diceva il medico sociale dottor Corradetti che la distrazione al collaterale interno è più complessa di quella al collaterale esterno, ma Jan Lockhart ha dato ottima prova di sé, ha voluto provare, sta dando una grossa mano nel reparto lunghi, sottoposto a sollecitazioni, perché c'è dall'altra parte un certo Masio Baston che, come hai visto, salta fino ad altezze siderali, stoppando tutto quello che gli passa a tiro. Ed è sicuramente questa la chiave di lettura fin qui di questo quarto di gioco, con i 6 punti di
Gilmour, i 3 di Mario Boni, 4 di Jan Lockhart, che è il secondo marcatore per la sua squadra di questo terzo quarto di gioco. 4 minuti e 1 secondo al termine di questo quarto, la Cordivari a +6, considerando che la Cordivari era a -7 a 1 minuto e mezzo dall'intervallo. C'è un parziale favorevole di +13 in 8 minuti, in 7 minuti e mezzo per la precisione, favorevole, dicevamo, alla formazione di Filmelillo. 3,55, +6 Cordivari e palla in mano con Boni. Attruia è in ritardo sul blocco Sambugaro. Attruia prova la penetrazione, si arresta, va al tiro dalla linea tratteggiata, è corta la conclusione di Stefano Attruia. 5 punti per lui fin qui, ha sofferto un po' in attacco al tiro, poi butta via il pallone Baston nel tentativo di servire Turner. Passaggio ad alta percentuale di errore anche questo. Ranuzzi fa segno che non vuole questo, almeno non ora. 3 minuti e 29, 53-47, nuova opportunità di aumentare il vantaggio per la Cordivari, che deve ora sfruttarla. Gilmour vuole la linea di fondo, gliela chiude 2 volte Jones, poi quando cerca di scaricare per Boni ha capito tutto e si è adeguato. La difesa di Montecatini e nella fattispecie Turner, che va ora a chiudere la sua transizione subendo il fallo di Attruia. Fallo Cordivari numero 10, Attruia. 2 tiri liberi per Turner, secondo fallo per Attruia. Sbaglia il primo tiro libero Turner. 2 su 5 per lui dalla lunetta fin qui. 3 su 6, 11° punto per Turner. 53-48. In tribuna ad assistere alla gara c'è, tra gli altri, perché il tutto esaurito ormai è diventata una piacevole consuetudine qui al Palasalara, c'è Federico Pieri con il piccolissimo Leonardo, primogenito di Federico. La penetrazione di Turner, scarica ora il tiro da 3 punti di Jones, la tripla di Charles Jones, primi 3 punti per lui di questo terzo quarto, va in doppia cifra, a quota 10, accorcia ora Montecatini a -2, 53-51. Cambio nel Montecatini, esce Baston ed entra Labella, ripropone dunque un quintetto piccolo Montecatini, si prepara anche Megnon, dunque si adegua Melillo. Si prepara Megnon sul cubo dei cambi. Attruia fa saltare Labella ma non va al tiro, cerca ora la penetrazione Steve Attruia, va sulla linea di fondo a passeggiare, non prende il tiro, serve ora Lockhart che sbaglia. Poi il rimbalzo è di Labella. 2 su 4 al tiro per Lockhart. Turner cerca un numero, non va a segno, recupera la palla la Cordivari, calma, giocare al limite dei 24 secondi, lo capisce Gilmour che congela la sfera, serve Attruia. 2 minuti al termine di questo terzo quarto. Boni in possesso di palla, 10 secondi per chiudere l'azione. Boni va al tiro da 3, completamente sbagliato, il rimbalzo è di Guarasci, sbagliata la sua conclusione, e poi c'è il fallo di Turner sul Lockhart. 2 tiri liberi per Lockhart, esce Boni ed entra Megnon nella Cordivari. 2 tiri liberi per Lockhart. Ora Jones parla con Ranuzzi, Ranuzzi gli spiega che non deve più far segni all'indirizzo del pubblico. Lockhart sbaglia la prima conclusione dalla lunetta. Gli applausi del pubblico a Jan Lockhart, 1 su 2, 5 punti per lui, 54-51. Un minuto e 40. Nahar, Jones, ancora Nahar dal post alto, prende il tiro corto, il rimbalzo è di Guarasci. Attruia per Gilmour, 1 minuto e 25 secondi, più 3 Cordivari. Megnon
Guarasci, 7 secondi per andare al tiro, lo fa in maniera splendida Attruia, settimo punto per lui, 56-51, settimo punto per Attruia in penetrazione. Ultimo minuto di gioco per questo terzo quarto. Jones scarica per Nahar, ancora dal posto alto, ancora errore di Nahar e poi fallo fischiato a un giocatore del Montecatini. È il quarto fallo di Turner, probabilmente, aspettiamo la segnalazione, no, fallo a Nahar se non sbaglio, ah sì, al numero 7 Turner, quarto fallo per Henry Uzun Turner che esce rilevato da Baston. Dunque in panchina Henry Uzun Turner che ora spiega le sue ragioni a Ranuzzi. Aveva segnalato male effettivamente pallonestro che aveva indicato il numero 12, il pugno chiuso si indica 10 nella pallacanestro. Guarasci in lunetta con 2 tiri liberi, si è corretto con il tavolo. Assegno con il primo, il terzo punto per Peter Guarasci. (58-51), 2 su 2, 4 punti per Guarasci più 7 Cordivari, eguagliato il massimo vantaggio della gara dall'una e dall'altra parte. Labella, Sambugaro, pallone per Jones che va al tiro da 3 punti, ancora la tripla, 13 punti, 3 su 5 nelle triple per Jones e poi riesce Gilmore ad andare a segno, a conquistarsi anche il fallo da Sambugaro. Primo fallo, tiro libero aggiuntivo per Gilmore, rientra Van Dorp, esce Lockhart, applauditissimo nella Cordivari. Senza errori fin qui la partita di Gilmore in questo terzo quarto, 14 punti per lui, 8 punti e diventano 9 in questo quarto di gioco, 15 punti. 61-54, più 7 Cordivari, 29 secondi al termine. Palla recuperata ora da Van Dorp, brutto passaggio di Labella se non vado errato. Gilmore in possesso di palla, un tiro, fa segno Melillo e fa segno la panchina della Cordivari con Antonello Restivo, uno degli assistenti di Phil. Gilmore 6 secondi, 5 per andare al tiro, Gilmore si impappina, poi serve Van Dorp, stoppato da Nahar. Termina qui questo quarto di gioco, 61 Cordivari Roseto, 54 Montecatini. Luca, il riepilogo di questo terzo quarto, il riepilogo generale della partita. Sì, per Roseto Gilmore 15, Lockhart 5, Van Dorp 5, Attruia 7, Boni 21, Guarasci 4 e Fogliera 4. Per Montecatini Jones 13 insieme a Baston, 11 ne ha Turner, 5 ne ha Sambugaro, 8 Nahar e 4 Flavio Carrera. È l'unico quarto, Luca, dove c'è un divario abbastanza netto dell'uno e dell'altra squadra. Il primo quarto è terminato 23-22, il secondo è finito 15-16 per Montecatini per la parità dei primi 20 minuti. Questo quarto invece ha visto la Cordivari vincere 23-16, quindi è il primo quarto dove forse la difesa graffia come Melillo vuole, l'attacco fa scelte con più criterio. E poi è stato un terzo quarto ad alta percentuale per Gilmore, che credo abbia sbagliato solo un tentativo da oltre l'arco virile, ha messo dentro 9 punti. Buono anche l'impatto di Jan Lockhart che ha stretto i denti, e per il resto tutti gli altri hanno tenuto bene il campo. Ovviamente Mario Boni non può essere sempre subissato di responsabilità per 40 minuti filati e ci devono pensare anche i suoi compagni a togliere le castagne dal fuoco. Montecatini ha affidato le sue conclusioni al preciso Charles Jones a 2 su 2 da 3, nel terzo quarto si è visto anche Baston con 2 canestri e 2 su 3 da 2 per lui, e poi numerose iniziative sono state appoggiate su Henry Turner, che però è stato impreciso dalla lunetta, solo 2 su 4 per lui, e in una gara che ha dei distacchi così, come tu sottolineavi, così stretti, così risicati, anche l'imprecisione minima dalla lunetta può determinare le sorti dell'incontro, che adesso parla a favore Cordivari Roseto. Ha detto Luca, a mio parere, che Melillo è stato bravo ad aumentare la pressione con Attruia in campo a incollarsi sugli esterni avversari, proprio sugli esterni, per evitare che venisse innescato sugli scarichi Baston, che è micidiale soprattutto sugli scarichi. Sì, è una volta
che salta l'uomo il piccolo di Montecatini, non c'è storia perché poi lì sotto c'è l'Aquilone. C'è anche da notare che non ha più guadagnato il campo Jeff Shepard, ma credo, e questo ovviamente non è una sottolineatura nei confronti di niente e nessuno, credo che non sia questa la partita in cui fare esperimenti o far inserire nuovi. Questa è una partita che si gioca tutta ad un fiato, molto, troppo importante. Ultimi 10 minuti di partita, la palla viene assegnata a Montecatini per una irregolarità nella palla a 2. È saltato probabilmente interpreto Fogliera quando il pallone era ancora in fase ascendente. Sappiamo che non lo si può fare nella palla a 2. Sambugaro va al tiro da 3, tripla, ottavo punto, 2 su 3 dall'arco per Sambugaro. 61-57, Montecatini apre con una tripla, dunque questo quarto, l'ultimo, il decisivo. Boni arresta il palleggio, viene triplicato dalla difesa di Montecatini, anzi chiuso da Nahar, va al tiro corto, poi non riesce Fogliera a tenere il pallone vivo, palla recuperata da Montecatini. 61-57, bisogna fare attenzione perché Montecatini è tutt'altro che morta. Sambugaro ancora in continuità, va dentro, subisce il fallo dal numero 20 Fogliera. Si tratta del secondo fallo per Charlie Fogliera, 2 tiri liberi per Sambugaro. Sbaglia il primo. Uno su 2, 4-0, firmato tutto da Sambugaro che ha 9 punti e Montecatini è a meno 3. 61-58, Gilmore si alza da 3 punti, va al tiro, sbaglia Gilmore, non bisogna assolutamente affrettare i tiri, non è la Cordivari che deve inseguire. Baston va al tiro, fuori equilibrio, sbaglia, poi strappa il pallone Guarasci sull'errore di Baston al rimbalzo e poi l'incredibile errore di Guarasci che fa un lay up su se stesso praticamente. Ora l'errore causato anche dalla buona difesa di Fogliera, di Baston, fallo di Nahar ed è il quarto fallo di Mike Nahar che sbraita. Continua a protestare Nahar, è sulla lama di un rasoio perché ha 4 falli. Pallonetto redarguisce sia il giocatore che la panchina di Montecatini, nella fattispecie Stefano Ranuzzi che è stato anche compagno di squadra di Boni, che è in possesso di palla ora. Palleggio, arresto e tiro di Boni, l'errore di Boni, quinto fallo di Nahar. Fallo numero 12 Nahar, il suo quinto fallo personale, per lui un totale di 8 punti. Otto punti, chiude la gara a quota 8 Mike Nahar, l'olandese, che ora prende a pugno il plexiglass alle spalle della panchina per sfogare la sua rabbia. Scontata la salve di fischi, ora il fischio è dall'arbitro Tullio Di Fermo all'indirizzo di Carrera. Fallo di Carrera e ha già esaurito, quarto fallo di Carrera, ha già esaurito il bonus Montecatini, quindi dal prossimo, il terzo fallo di squadra. Esce Fogliera, rientra Lockhart nel Montecatini. Ottimo il lavoro in difesa di Fogliera, ha cominciato meglio in attacco di come invece ha continuato poi la gara. Boni si gira sul piede perno, buon pallone sotto per Guarasci, l'assist di Super Mario per il sesto punto di Guarasci. 63-58, torna ad esserci luce tra le due imbarcazioni. Nahar, anzi Baston, chiedo scusa, Nahar è uscito per falli. Sull'errore di Baston c'è però il fallo di Lockhart, terzo fallo per Jan Lockhart. È il secondo fallo di squadra della Cordivari in questo ultimo quarto di gioco, mentre 3 ne ha commessi fin qui Montecatini. Vuole tirare il Baston,
perché a suo parere in azione di tiro di questo avviso non sono gli arbitri. Rimessa in zona di attacco affidata a Fernando Labella, da questi a Baston, l'1 contro 1 di Baston, l'aiuto di Guarasci che voleva sfondamento, causa comunque l'errore di Baston. Poi Gilmour penetra e scarica, Boni da 3, carica la tripla, 24 punti di Super Mario, 66-58. Time out Montecatini, 24 punti di Boni per il massimo vantaggio della Cordivari. È un momento fondamentale della gara, l'inerzia stava per sfuggire alla Cordivari, Luca. Ebbene, i 2 punti di Guarasci prima su assist di Boni ed ora questa tripla di Boni, dunque il fattore Boni colpisce ancora. Sì, tirato il necessario sospiro dovuto alla carta d'identità non più così gentile nei confronti del Super Mario nazionale. Mario ci ha pensato lui, perché Roseto rischiava una piccola imbarcata, come abbiamo sottolineato, su alcune situazioni, perché in una gara così davvero sono le situazioni poi a fare il totale, e lui ha prima dispensato un assist al bacio per Peter Guarasci e poi ha messo la tripla, che è quella che poi conta sia per l'ambiente sia per la carica che lui e i compagni sanno dare, sia per il morale degli avversari, che rischia di prendere una china discendente. Bruttissima notizia ovviamente per gli amici di Montecatini, l'uscita prematura di Mike Nahar, che forse non si vede troppo, ma è un altro di quei pivot che il suo onesto lavoro lo fa. 6 su 9 dall'arco dei sogni per Mario Boni. Gioco che è ripreso, possesso di palla Montecatini che ha 8 lunghezze di ritardo, il massimo vantaggio della gara. Palla recuperata da Lockhart. Mannion per Gilmour, applausi del pubblico del Palasalara, l'immenso pubblico, lo straordinario pubblico del Palasalara. Ancora una cartolina da non dimenticare, cartolina natalizia, perché questa è l'ultima partita casalinga della Cordivari prima del Santo Natale. Ora sull'errore di Boni, il tapino di Mannion che non va, il fallo in attacco di Guarasci. Quarto fallo di Guarasci, doveva attendere un pochino di più la Cordivari, non c'era fretta di tirare dopo 7-8 secondi di azione, bisogna congelare il pallone. 7 minuti 4 secondi al termine di questo ultimo quarto, dunque al termine della gara più 8 Cordivari. In attacco c'è Montecatini con Carrera, la penetrazione di Carrera, la palla recuperata da uno straordinario Lockhart. Boni penetra, scarica per Gilmour, carica da 3 punti Gilmour, la tripla è di Georgie Gilmour, 69-58, 18 punti di Gilmour più 11 Cordivari. Quarto fallo anche per Mario Boni. Ora bisogna stare attenti, adesso dovrebbe probabilmente uscire Boni, anche se non può entrare al suo posto Shepard, perché rimangono in campo Gilmour e Lockhart. Labella, 2 tiri liberi, Boni ha 4 falli, sono 6 minuti e 28 da giocare. Può darsi che abbia fatto segno, anzi sicuramente ha fatto segno la panchina che saprà gestirsi da quel campione che è. Primo punto intanto per Labella, anzi i primi 2 punti che segna e va in panchina. 69-60. Rientra Turner, anche lui ha 4 falli sul groppone. Palla in possesso della Cordivari, deve giocare al limite la Cordivari. Mannion, c'è zona Montecatini se non sbaglio e non va la tripla di Mannion. Credo fosse a zona Montecatini nell'ultima azione. E a uomo senza dubbio invece la Cordivari. Turner vuole l'1 contro 1, poi serve Baston, va al tiro da 3 punti Baston, corta la sua conclusione. E Gilmour giustamente non vuole accelerare. Forse è una box and one, Luca? Sì, box and one di... Ancora l'errore di Mannion, una scelta che sinceramente non condividiamo e non capiamo. Baston ora va a collezionare l'ennesimo errore, palla buttata poi
dalla Cordivari, che aveva recuperato il rimbalzo. 5 minuti e 20, 69-60. Ancora Baston, il fallo è di Guarasci. Fallo numero 15, Guarasci, il suo Quinto fallo di Peter Guarasci. 6 punti all'attivo, time out della Cordivari a 5 minuti e 14 dal termine della gara. Va in panchina anche Guarasci. Luca, mi è sembrata, non ci giurerei, una box and one con Boni preso in consegna uomo contro uomo e gli altri 4 giocatori schierati a zona. Sì, sono stati 2 momenti molto brevi, per cui magari decifreremo più avanti la difesa di Coach Ranuzzi. È ovviamente un tema tattico della partita, la squadra è più profonda da parte della Cordivari e meno profonda la squadra di Montecatini, quindi più uomini carichi di falli, 4 per Uzun Tanner, 5 già per Mike Nar, sono in pochi, stanno vendendo cara la pelle, ovviamente hanno più problemi di falli. Vorrei sottolineare, ahimè, per quanto riguarda Roseto e viva per quanto riguarda Montecatini, le 2 scelte perlomeno rivedibili di Pace Mannion, che ha infilato 2 bombe, infilato nel senso che ci ha provato ma non le ha sicuramente infilate, per la disperazione dei tifosi che sicuramente non si sono spiegati queste 2 scelte assolutamente affrettate di Pace. Condivido, lo abbiamo detto anche in sede di telecronaca. Del resto 5 minuti e 14 di grande intensità da giocarsi qui al Pala Salara di Roseto degli Abruzzi, 69 Cordivari Roseto 60 Montecatini Sporting Club 2000. È stato avvicendato ora Mannion, al suo posto è tornato nel quintetto Stefano Attruia. Ci sono 2 tiri liberi per Masio Baston nel pandemonio del Pala Salara. Sbaglia il primo Baston. Uno su 2, 69-61, 14 punti per Baston ma tantissimi errori. Dal campo Gilmore finta il tiro, serve a Truia, bisogna giocare al limite, 13 secondi per chiudere l'azione. Gilmore vuole andare alla tripla, la sente, la vuole, la sfora. Terza tripla dei secondi 20 minuti e della gara per George Gilmore, 21 punti per lui. 72-61, torna più 11 la Cordivari. Palla 2 ora. Palla 2, Foriera, Carrera. Tra Foriera e Carrera. 72-61, torna a più 11 la Cordivari grazie a Gilmore. Dopo il riposo ha infilato 15 punti in 16 minuti Gilmore, con 3 su 4 da 3 punti. Carrera che esce ora, quindi che ha una ferita al ginocchio, ha un taglio al ginocchio. Rientra la Bella, dunque la palla 2 se la contendono Baston e Foiera, anzi la Bella, giustamente la Bella che ha preso il posto di Carrera. Baston si era già piazzato ovviamente. Foiera vince la palla 2 ma serve Sambugaro. Turner, Sambugaro va al tiro da 3 punti, tripla di Sambugaro che è terrificante dall'arco, 3 su 4, per lui ci sono 12 punti, 4 minuti e 25, 72-64, meno 8 Montecatini. Fallo ora fischiato alla Bella. Secondo fallo in lunetta andrà a Stefano Attruia. Anzi è il quarto fallo di squadra di Montecatini, dunque non va in lunetta Attruia, ci sarà rimessa in zona di attacco per la Cordivari con pallonetto che chiede ai ragazzi, ai ball boy, come vengono chiamati i ragazzi che prendono postazione sotto canestro, di asciugare il campo. Ball boy, spieghiamo perché di solito sono quelli che rendono il pallone ai giocatori in fase di riscaldamento quando questi provano i tiri. Attruia, Boni chiede il pallone, lo riceve, va in penetrazione, cerca l'assist per Lockhart,
probabilmente Lockhart ora ha alzato un attimo lo sguardo nel momento in cui Boni aveva proposto l'assist. Si resta sul 72-64, Montecatini in attacco, bisogna stringere i denti. Più 8 per la formazione che difende, i rossi di casa. Ora fallo sanzionato a Lockhart, lotta di muscoli tra Lockhart e Baston. Quarto fallo di Lockhart, 2 tiri liberi per Masio Baston. Fin qui per Baston 14 punti. Assegno con il primo, 15° punto per Baston, 72-65, risale a -7 da -11 Montecatini. Due su 2, 16 punti ed ora Montecatini a -6, 72-66. Gilmore, Boni, la penetrazione di Boni, fallo di Baston. Secondo fallo appena per Baston, 2 tiri liberi per Boni. 24 punti per Boni. (25) diventano con il primo personale trasformato. 73-66. 1 su 2, rimbalzo di Fogliera che si fa poi stoppare. Poi l'errore di Labella, il rimbalzo di Fogliera. Tre minuti e 13, 73 Cordivari, 66 Montecatini, in avanti la Cordivari con Gilmore, la penetrazione di Gilmore, scarica fuori per Attruia, penetra Attruia, va al tiro, il rimbalzo di Fogliera, subisce fallo Fogliera. E invece gli arbitri hanno, anzi fallo netto, ha visto un'infrazione dei 24 secondi. Fallo netto di Napoli. 2 minuti e 55, 73-66. Turner va a segno, Turner, c'è da soffrire fino alla fine. 13 punti per Turner, 73-68, torna a -5 Montecatini. 2 minuti e mezzo. Boni, palleggio, arresto, tiro, canestro di Mario Boni. 27 punti. Stoppato la bella da Lockhart, poi recupero confezionato da Gilmore. La bella che ha qualcosa da dire a pallonetto. Lockhart per Gilmore, la penetrazione di Gilmore, scarica per Boni, va al tiro Boni allo scadere, palla recuperata da Lockhart. 7 punti per Lockhart, canestro che vale oro, 12° rimbalzo, dice lo speaker. Mamma mia che partita, a mio parere passi 2 volte di Turner, che comunque sbaglia, recupera ancora Lockhart, il contropiede di Gilmore, fuori per Boni, che riesce in qualche modo a restare in possesso della sfera. 1 minuto e mezzo, 90 secondi, come la paura, che sembra ora essersi diradata. Ora il tiro di Gilmore sbagliato, rimbalzo offensivo, indovinato di chiedi a Lockhart che serve a Truia, e ora nuovamente Gilmore, è in piedi il pubblico, finché vivrò, canterò forza Roseto, urla all'unisono, da pelle d'oca, da luccichio agli occhi. Lockhart, mamma
Lockhart 9 punti più 11, 79 a 68. Turner da 3, 79 a 71, 16 punti di Turner. Mamma mia il pubblico, si potesse dare l'MVP al pubblico, tutta la vita del pubblico del Palasalara. 79 a 71, ultimo mezzo minuto. Subisce fallo Attruia da Labella. 2 tiri liberi per Stefano Attruia. Numero 11 Labella, terzo fallo, 2 tiri liberi per Attruia. Terzo fallo per Labella. Sbaglia Attruia, il primo tiro libero. Uno su 2 per Attruia, 8 punti, 80 a 71. Labella va al tiro da 3, lo sbaglia, il rimbalzo è di Boni. Quindi Lockhart e Attruia. Gli applausi del pubblico, vuole morire col pallone in mano Roseto. 80 a 71. Attruia è sulle gambe Montecatini, si arrende anche Montecatini. Cinquina della Cordivari, l'errore di Attruia, il canestro è di Charlie Fogliera, 6 punti per lui, il canestro della vittoria. Il canestro della vittoria, 82 a 71 più 11. 82 a 71 più 11 per la Cordivari Roseto. Luca, è terza da sola questa squadra, credo che regali uno splendido Natale ai rosetani. 5 partite in questa 1 qui al Paranastasi, con una difficoltà in crescendo, perché si è cominciata contro una Milano che non era nemmeno parente della Milano attuale, poi Cantù, poi Treviso, poi Siena, ora la terza della classe, Montecatini, 5 vittorie. Bel panettone. Sì, ma poi la grande intensità, il coinvolgimento del pubblico, il gioco, la qualità di tutti gli atleti, l'onore degli sconfitti, perché Montecatini ha dato veramente un'ottima prova di sé, e quindi questo è un mix assolutamente imperdibile per tutti gli amanti dello sport. Io posso passare al riepilogo se tu vuoi, Giorgio. I punti della partita terminata 82 a 71 sono 18 per Gilmore, 9 per Lockhart, 5 per Van Dorpe, 8 per Attruia, 27 per Boni, 6 per Guarasci, 6 per Fogliera, 13 punti per Montecatini Jones, 16 per Baston, 15 per Turner, 12 per Sambugaro, 2 per Labella, 8 per Nahar e 4 per Carrera. Nel podio ideale degli MVP, Boni, Gilmore, Boni 27, Gilmore 21 e un secondo tempo, inteso come secondi 20 minuti la favola, e Ian Lockhart a quale la medaglia d'oro? A chi la medaglia d'oro? Guarda, di solito quando si vince in casa si guarda soprattutto la performance offensiva del duo Gilmore-Boni. Questa sera c'è anche una prova ottima di Charlie Fogliera, come al solito, oserei dire, soprattutto in casa, e soprattutto Ian Lockhart, che forse per tutti i retroscena ha provato, stoico, a essere in campo. Io direi forse MVP Lockhart. Eh sì, anche perché ha preso una gragnuola di rimbalzi e perché non doveva scendere in campo, forse dall'alto del suo professionismo ha capito il momento e ha detto ok, faccio vedere che quando serve posso anche mettere qualche canestro in più. Un saluto affettuoso, se mi consenti, a tutti gli amici sportivi di Montecatini, affinché si viva questo sogno insieme. Viva, io dico, le due regine della provincia, speriamo di toglierci molte soddisfazioni insieme. Bene, e io sicuramente mi associo all'augurio di Luca Maggitti e ci aggiungiamo gli auguri di uno splendido Natale, perché per quanto riguarda le telecronache interne noi ci risentiremo il 28 per la gara contro la Lineltex Imola. Lasciamo comunque a tutti un ottimo Natale, 5 partite in casa, 5 vittorie e soprattutto la 7ª vittoria stagionale e il terzo posto in classifica da soli, che per una matricola davvero non è poco. A tutti, da Giorgio Pomponi e Luca Maggitti, un ottimo, uno splendido Natale a tutti gli sportivi, gli appassionati di basket, un Natale di pace, di serenità, di prosperità. Io vi ribadisco il finale: da Roseto degli Abruzzi, Cordivari Roseto batte Montecatini Sporting Club 2000 82 a 71.